Rieccoci con la seconda parte del Sindaco risponde. Nel primo blocco, prima dell'interruzione pubblicitaria, abbiamo parlato di una grande opera della città che sta andando decisamente a rilento. Stiamo parlando della nuova curva sud dello Stadio Euganeo, per tutte le vicissitudini che conoscete. C'è però un'altra grande opera della città, Sindaco Giordani, che invece, insomma, il cui iter procede regolarmente. Stiamo parlando del nuovo ospedale di Padova Est, tanto che siamo arrivati alla fase del progetto definitivo. Allora andiamo nel servizio a fare un po' il punto della situazione e poi insomma, affrontiamo qualche altra tematica legata al nuovo ospedale. Vediamo. Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero padovano che sorgerà a San Lazzaro. A poco più di un mese di distanza dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'azienda ospedaliera di Padova ha dato il via libera alla progettazione definitiva, assegnando l'incarico allo stesso raggruppamento temporaneo di imprese, guidato da Politecnica di Modena, che nel 2022 si era aggiudicato la gara per la prima fase della progettazione, sulle 3 previste per le opere pubbliche. L'importo stanziato per la progettazione definitiva a carico dell'azienda ospedaliera ammonta a 9 milioni di euro. Il nuovo nosocomio sarà pronto per il 2031. Sorgerà a Padova Est, su un'area di 40 ettari. Occuperà una superficie di circa 212.000 metri quadri. Avrà 963 posti letto. Sarà una struttura all'avanguardia dal punto di vista ingegneristico, architettonico, sanitario ed ambientale. La previsione di spesa è di 870 milioni di euro, di questi quasi 600 milioni per i lavori, il resto per gli arredi e le attrezzature. È ovvio, Sindaco, che non è, diciamo, un progetto che seguite direttamente voi, ma ovviamente per la città è un progetto fondamentale, importantissimo. Questo progetto, oltre ovviamente a renderla, immagino, felice, insomma, che Padova avrà un nuovo doppio polo ospedaliero, le chiedo però, la preoccupa un po', si vuole essere sicuro che prosegua tutto in maniera corretta, insomma, come si pone nei confronti di questo maxi cantiere che sorgerà tra un po'? Sta già sorgendo, mi ricordo la pediatria, tra 1 anno e mezzo, 2 anni massimo sarà operativa la torre pediatrica in via Giustiniani, per cui sarà già operativa. Stiamo facendo il progetto sopra le vecchie cucine, per cui sta andando avanti sia via Giustiniani che Padova Est. Il tutto sarà completato, come dicevate, entro il 2031. Completato vuol dire che sarà pronto. La nuova pediatria. Esatto, sarà pronto Padova Est, San Lazzaro. Certo. Sarà pronto via Giustiniani e vi ricordo che quando sarà pronto Padova Est verrà demolito completamente gran parte via Giustiniani. Parlo sopra le mura, parlo del monoblocco, tantissimo, e tutto il rimanente sarà verde, per cui sarà un doppio polo ospedaliero, 900 posti via Giustiniani, 900 posti a Padova Est. Sarà rifatto pronto soccorso, sopra le cucine sarà fatto ulteriormente sale operatorie, ne uscirà un doppio polo ospedaliero a livello europeo. La Regione stanno via, col direttore generale, il dottor Dabè, stanno via velocissima. Sono 7 anni. 7 anni. Io sono contento se di fatto sempliamo solo 7 anni. È finanziato, sono tranquillo, la Regione stanno via molto bene, sotto l'aspetto operativo, progettuale. È un'opera importante, grande, veramente importante. A Padova sarà collegato a entrambi dal tram. Adesso stamattina sono passato, devo fare una visita a un amico, è veramente un caos solo l'aspetto parcheggi, obiettivamente stava un grossa difficoltà, una grossa fatica. I nonni vigili nostri, nessuno vuole andare là, perché ricevono insulti. D'altronde, quando uno sta poco bene vuole parcheggiare, non c'è niente da fare. Per cui facciamo fatica a risolvere questo problema, in collaborazione proprio con l'azienda ospedaliera. Però questa sarà una delle grandi opere della città, di cui in maniera orgogliosa, dico in 6 mesi con il Presidente Luca Zaia abbiamo trovato l'accordo per fare questa operazione. Sono molto orgoglioso, molto soddisfatto, abbiamo dato il terreno, 850.000 metri quadrati come Comune di Padova. Merito di chi? Non mi interessa il merito, mi interessa che venga fatto l'ospedale, questo è l'ipotesi importante, perché noi abbiamo qualità mediche eccellenti a livello europeo.
ma senza strutture non si va da nessuna parte. E qua avremo strutture all'avanguardia su tutti gli aspetti, per cui Padova non solo ha una grande università, ma ha una grande azienda ospedaliera, di cui vi siamo tutti orgogliosi. Abbiamo purtroppo molta gente, molti ospiti che vengono da altre regioni, perché purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna perché vuol dire che riconoscono una grande qualità media. Ogni tanto abbiamo anche qualche problema perché ovviamente occupa spazi, però insomma sono molto soddisfatto. Stiamo parlando di una parte di città, Padova Est, che cambierà radicalmente, che già sta cambiando radicalmente, ma con il nuovo ospedale veramente si aprono scenari inimmaginabili. Padova Est diventerà diversa col tram, sta sviluppando l'azienda San Lazzaro, stanno costruendo due edifici importanti, già concessionati nel passato, ne esce un'altra parte. E per fortuna ci sarà il tram che funziona, perché sennò diventa veramente un problema. Noi stiamo combattendo anche l'aiuto alla regione con il governo per cercare di avere il finanziamento per l'Arco di Giano, il famoso Arco di Giano. Costa una cifra importantissima, è un ponte praticamente 1,8 km di lunghezza e costa 50 milioni, risorse che la regione non ha e intanto meno il comune. Per cui con l'aiuto della regione, del vicepresidente Alberti e del presidente Zaia, stiamo cercando di ottenere il finanziamento, perché veramente senza Arco di Giano diventerà difficile la circolazione. Senta Sindaco, a proposito di viabilità, mobilità e quant'altro, prima di chiudere, visto che abbiamo giusto un minuto, volevo chiederle questo. Siamo reduci dai ballottaggi nell'ambito delle elezioni amministrative. A Rubano, che sarà il comune di partenza della nuova terza linea del tram, si è confermata, diciamo, la giunta di centrosinistra con la vittoria di Chiara Buson. Questo semplificherà un po' anche, insomma, tutto il processo che porterà poi alla realizzazione della terza linea del tram? Non credo nessuno contestasse la linea già sotto l'aspetto operativo e progettuale. Chiaramente sono contento che Chiara Buson ha fatto i complimenti ieri che sia stata eletta anche giovane, per cui è positivo. Ma come è stato positivo che sia stato Claudio Piron a Servazzano. Alla fine io capisco una cosa, che le amministrative sono una cosa, che le amministrative sotto il comune o hai il candidato giusto, se non vai da nessuna parte. E questa è stata la dimostrazione, perché alla fine la gente vuole sapere, conoscere con chi ha da fare, perché il sindaco è la persona più vicina alla popolazione, per cui arrabbiature, richieste ce l'ha a portata di mano. Per cui il governo è una cosa astratta e a Roma e via dicendo, ma il sindaco è una cosa importante. Al sindaco si va a tirare la giacchetta, esattamente, tirare la giacchetta, e si è visto che ha avuto grandi risultati. Piace per Rovigo, francamente, perché aveva un ottimo sindaco. Purtroppo non ce l'ha fatta. Certo. Va bene, siamo giunti al termine, Sindaco, di questa puntata del Sindaco Risponde. Abbiamo affrontato diverse tematiche importanti per il futuro della città. Grazie di essere stato in nostra compagnia. So che tornerà a trovarci anche domenica, quindi ci troveremo domenica per la solita puntata delle 13 del Sindaco Risponde. La linea adesso invece ai programmi di TV7 Triveneta alle 20, come sempre. Torna TV7 TG con tutte le notizie di giornata. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Arrivederci. Buona serata.